Siamo vicini, ma la cosa inquietante, non sento più gli uccelli cantare. Minuti fa c'era tutto un concerto, adesso neanche più l'uccello che canta. Ci sono quasi sopra, ma ho anche sorpassato, per cui è qui. Qua vedo una struttura e ci sono già dei pozzetti qui. Io non mi fido, Mas. Allora ho problemi con la bussola. Mi dice che sono qui, ma non riesco a capire dove. Il bus del jazz dovrebbe essere lì dietro quel pino abbattuto, ma sono stato là e non si vede niente. Adesso torno indietro, evito di finire dentro un inghiottitoio che qua è pieno. Là forse, però non si vede qua, è tutto un buco, non è raggiungibile, anche perché c'è un albero abbattuto qua e cazzo, si rischia di finire in qualche anfratto. Cosa devo dire? Niente, ma c'è troppa vegetazione, non voglio rischiare di finire dentro un pozzo profondo 50 metri e restare lì per i prossimi milioni di anni. Là forse c'è un buco, ma non saprei. Dovrebbe essere quel buco lì sotto quei pini mughi, non vedo targhette né nient'altro. Vabbè, dai, grande delusione anche questo. Riprendiamo la via del ritorno. Questo è il 986A che va 915 Ciastellata alla cima. Ok, siamo giusti, andiamo in cima e poi torniamo indietro giù di qua. Qua sì che si può fare in gravel. Yeah, mitico. Oh, siamo in cima, che figo, quasi un infarto, ma figo. Cima. Prima eravamo laggiù, c'è il cartellone, siamo venuti su da là e dobbiamo tornare là. Qua c'è Barcis, vediamo se c'è il diario di vetta, che vedo un bussolotto, magari firmiamo e poi torniamo indietro. Quindi ne avremo ancora per forse 40 minuti. Bellissimi pini mughi, questi stanno anche fiorendo. Sono giusto? Sì, qua. Anche le scarpe piene di sassi. Boh, adesso giù a destra e torniamo verso la bici. Va bene, in bici ottimo, dovrebbero essere 1,4 km, 1,5 km, si fa tranquillamente secondo me. È da provare, l'unico
problema è doverla portare su, perché appunto dall'altra parte non è accessibile. Portarla su dall'altra parte vuol dire farsi 3 km aggrappati alla parete rocciosa, no? Io qua che ha qualche scalino e anche un po' più giù. No, ma si può fare. Wow. Magnifico. Lassù eravamo prima e dobbiamo tornare più o meno da quelle parti. Valeva la pena solo per questo. È come mi sentissi a casa. Dovremmo entrare in un altro bosco prima di giungere all'incrocio, per cui ci sarà 800 metri. Prima volta che lo faccio questo. Funghi come quelli di prima, ma là c'è odore di animale selvatico, c'è parecchio odore. Sembrerebbe quasi urina di cane, ma non sono sicuro. Senti? Fare in bici, assolutamente. Siamo venuti su prima in bici
Qua adesso andiamo a recuperare la bici. Adesso sono un po' stanco, devo risparmiare forze anche per domani, che torneremo qui e scenderemo di là.